Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro appuntamento bisettimanale. Allora, sono appena tornato, sono un po' in ritardo, avrei dovuto farlo qualche giorno fa, ma sono stato pieno di impegni, lavoro e varie cose. Comunque, eccoci qui. Sono appena tornato da Verona e Vicenza, dove ho visitato dei luoghi molto interessanti. Ma andiamo con ordine. Allora, queste ultime 2 settimane ho visitato vari luoghi interessanti, tra i quali la Villa del Buon Compleanno, le 2 ville abbandonate nei Colli Euganei e Cinto Euganeo, l'ex mercato ortofrutticolo di Mantova, insieme al Dante, come la Villa del Buon Compleanno, e poi abbiamo anche visitato il cimitero sconsacrato. Molto interessante, molto bello con la chiesa sconsacrata. Inoltre oggi, vi stavo dicendo, oggi ho visitato altri 2 posti, cioè ho fatto altri 2 video lunghi che sono esattamente scusatemi che sono un po' stressato oggi. Il poligono di Bosco Chiesa Nuova, poligono del fine '800, molto interessante anche se purtroppo piccolino. E poi ho visitato un hotel in provincia di Verona che mi è stato segnalato, pensate, ieri da Federico, che ringrazio, e oggi sono già stato, l'ho visitato e nei prossimi giorni pubblicherò il video. Domani dovrei riuscire a pubblicare il video del poligono. Sono video abbastanza brevi, durano pochi minuti perché non sono luoghi giganteschi, però sono luoghi comunque molto interessanti, molto belli. Il poligono immerso nel bosco, invece l'hotel è con vista sulla vallata di Verona praticamente, dai colli. Bene, detto questo, le prossime 2 settimane spero siano intense, cioè, le 2 settimane passate purtroppo sono andato anche a funghi, partite di calcio, soliti impegni che ho io extra, che poi comunque vedete i video, perché ho fatto i video faccio i video sia alle partite di calcio, sia quando sono andato a funghi. Però comunque prossime 2 settimane si presume dovremmo andare in provincia di Ferrara a vedere la Villa della Strega, un luogo affascinante. Sperando che si possa entrare e vi racconteremo tutta la storia. Dovremmo riuscire ad andare io, Dante e Enrico, si spera. Non riusciamo a trovare un giorno che siamo tutti liberi, stiamo tutti bene di salute e quindi vediamo prossima settimana. Ma anche questo sabato, anzi, per esattezza questa domenica, perché sabato danno diluvio, domenica forse andremo a visitare dei luoghi qui vicino. Non c'è ancora nulla di sicuro, vediamo. Comunque sapete che non c'è mai da annoiarsi sul canale. Bene, io ringrazio tutti perché siete sempre tanti che mi seguite. Vi chiedo di condividere i miei video e il mio canale con i vostri amici per farlo conoscere ulteriormente. Vi chiedo questo favore. Dopo è ovvio che chi è interessato continua a guardare i video, chi non è interessato li guarda una volta e dopo basta, per carità. Bene, allora detto questo, io saluto tutti, auguro a tutti una buona giornata, anzi una buona serata vista l'ora, perché siamo sempre più tardi, ma d'altronde vi ripeto, tanti impegni, questa notte ho lavorato e sono andato in giro tutto il giorno, quindi non ho dormito. Però spero che i video che sto per pubblicare siano di vostro gradimento come quelli che ho pubblicato negli ultimi giorni. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.